La presenza del Capo dello Stato è legata al ricordo dei due magistrati, Livatino e Saetta, che come sapete hanno lavorato anche in questo distretto. Evidentemente la presenza del Capo dello Stato dà alla cerimonia una solennità particolare, direi eccezionale ed unica. Nello stesso tempo è un focus, è un riflettore su questa Corte che, modesta a parte, è una Corte che merita di avere un posto di rilievo nell'ambito della giurisdizione regionale e nazionale. Grazie. Alcuni familiari sono presenti. Una visita che sicuramente fa onore alla Sicilia, orgoglio per la Sicilia avere per la prima volta nella storia un presidente della regione siciliana e un presidente che ha messo al centro della sua vita la battaglia contro la mafia e l'ha posto anche al centro del suo mandato, perché io voglio ricordare che ho un discorso così duro in una cerimonia di insediamento nei confronti della lotta alla mafia e non si era mai sentito. È chiaro che Mattarella ha nel cuore queste cose e in particolare ricordiamo magistrati, forze dell'ordine che sono morti nella battaglia per il proprio dovere e che sono, io credo, sono eroi della Sicilia. Dice sì, hanno fatto soltanto il loro dovere, io credo che abbiano fatto un po' di più del loro dovere, perché chi dà la propria vita per la libertà degli altri è chiaro che dà la cosa più cara, l'unica cosa, ma la cosa più grande che un uomo possa possedere, e noi dobbiamo essere riconoscenti e ritengo anche questa iniziativa particolarmente significativa. Siete davanti, vi preghiamo. Sì, sì. Io sto ferma questo ragazzo. Non sporgetevi! Presidente! Presidente! Sì, grazie.